Oggi è una giornata molto importante presso il comune di Porto Tolle, dove la ribalta mediatica ha portato non solo agli onori della cronaca, ma proprio della pubblica amministrazione, l'impegno per la transizione energetica. Si è parlato di comunità energetiche, si è parlato di energie rinnovabili, si è parlato di futuro, ma anche di sinergie e opportunità con il grande scoglio e soprattutto con il grande obiettivo, quello del taglio dei consumi e soprattutto alle bollette. Presso la sala consiliare del municipio di Catiepolo a Porto Tolle il 25 novembre dalle ore 9:30 alle 13:30. Il focus è stato sulla pubblica amministrazione verso la transizione energetica e il futuro del risparmio tra costi fuori controllo e opportunità, organizzato da AS2, il consorzio CEV e il comune di Porto Tolle. Una giornata che parla di transizione ecologica ma soprattutto di territorio. Sì, direi giornata decisamente importante, mi fa piacere peraltro che la location sia a Porto Tolle, un territorio che anche negli ultimi giorni ha dato in termini di problematiche anche rispetto a quello che accade a livello meteorologico. Porto Tolle c'è sempre in mezzo, sembra incredibile. È importante parlare di transizione ecologica, io vorrei ribadire che il Veneto già da tempo senza troppi proclami si è occupato di transizione a tutti i livelli, abbiamo utilizzato tutte le risorse possibili immaginabili da un punto di vista di sostenibilità. Noi non abbiamo mai fatto della sostenibilità uno slogan, abbiamo lavorato a testa bassa e i risultati si sono visti. Basti pensare che l'Europa nel 2020 ci aveva dato un target ed era del 10,3, noi addirittura l'abbiamo superato abbondantemente arrivando ad 17,2, segno che la Regione ha lavorato da un punto di vista di transizione ecologica e peraltro con risultati evidenti. Parliamo di fotovoltaico, per esempio siamo stati l'unica regione che è riuscita ad approvare una legge che poi non è stata impugnata a Roma, insomma vuol dire che abbiamo lavorato alacremente anche con un certo tipo di metodo. Abbiamo utilizzato tutte le risorse idroelettriche disponibili e abbiamo anche incentivato le imprese con dei contributi affinché potessero lavorare in maniera più sostenibile. Noi ci crediamo nella sostenibilità, abbiamo emanato una legge sulle comunità energetiche da pochissimo, per cui veramente sostenibilità ambientale che va secondo noi di pari passo anche con la sostenibilità economica. Noi ci crediamo e continueremo a lavorare. Un buon lavoro veramente ad AS2, al Comune di Porto Tolle che è sempre attivo, al Consorzio CEV, perché sono certa che sarà un'ottima giornata di lavoro, di pensiero efficace, efficiente e perché la transizione ecologica rappresenta il futuro. Sindaco, oggi è una giornata importante dove il comune di Porto Tolle fa da aprifila a quella vera e propria green wave che parla del Polesine. Sì, è una giornata importante anche per la qualità dei relatori che veramente hanno portato un contributo molto ma molto importante nella discussione e nella riflessione che dobbiamo fare verso questa strada di innovazione, di transizione, di un'energia diversa anche da parte delle amministrazioni pubbliche. Devo ringraziare S2 e CEV che hanno contribuito in maniera fattiva soprattutto nella scelta dei relatori che sono fondamentali poi nel valore della discussione stessa. In un territorio dove naturalmente il valore del green è fondamentale, perché noi siamo Mabunescu, siamo un parco regionale Delta del Po, chiaramente abbiamo anche delle peculiarità nostre importanti, questo qua è veramente un passo importante e fondamentale verso questa energia green pulita e che sia ecocompatibile, che è fondamentale, ripeto, per il rispetto del territorio ma anche per quella che è l'innovazione a livello nazionale ed internazionale. Presidente, oggi è una giornata importantissima con diversi player dove AS2 ha fatto proprio da aprifila al fianco del comune di Porto Tolle, del consorzio CEV per parlare di transizione ecologica, per parlare di comunità energetiche con modelli, operatività, progetti e una nuova linfa per il Polesine. Sì, è stata un'occasione di confronto e come sempre i confronti non possono che arricchire. AS2 servizi strumentali a disposizione dei soci anche per questa nuova avventura rappresentata appunto dalle rinnovabili e quindi dalla comunità energetica e in questa sede mi è piaciuto anche lanciare un'occasione di confronto su un mio pensiero giuridico quindi che andrò ad approfondire e cioè sulla necessità di definire il modello organizzativo perché pensiamo di sviluppare sul territorio progettazione CER, quante CER andremo a vedere, oggi si discuteva delle connessioni alla cabina primaria anziché la cabina secondaria e questo per me è stata una nota importante perché vuol dire non avere la necessità di creare
troppe CER sul territorio, perché poi ci sono dei costi di attivazione, di gestione e di manutenzione che andrebbero evidentemente a pesare. Quindi connettersi a una cabina primaria significa poter sviluppare progettazione CER su un territorio più vasto, e il mio pensiero, ecco, vado quindi al modello organizzativo, era la possibilità di creare rete tra le comunità energetiche, e quindi pensavo appunto dei contratti di relazione di tradizione diciamo nordamericana, che potrebbero sostanzialmente dare un aiuto in termini di sostenibilità, cioè di contenimento dei costi. Un po' è l'aspetto che preoccupa giustamente come AS2 servizi strumentali dei soci che sono appunto pubblici, e come sempre quando si ha a che fare con la tutela dell'interesse collettivo e pubblico bisogna essere molto attenti anche a questi aspetti, sostenibilità innanzitutto. Oggi, Presidente Tasinato, il consorzio CEV al fianco di AS2, il Comune di Porto Tolle, ha dato il suo importante contributo per la transizione, ma soprattutto ha fornito i numeri concreti e un modello, quello del consorzio CEV. Sì, il consorzio CEV ha oggi sdoganato anche un altro tema, che poi tra l'altro è anche emerso tra i vari relatori, che si parla di contenimento dei consumi energetici e quindi del contenimento del costo della bolletta, che questo significa anche comunità energetica, ma non significa comunità energetiche rinnovabili. Si possono fare le comunità energetiche anche da fonti non rinnovabili. Quello che è importante è comunque ridurre i consumi energetici. Poi se ci sono le comunità energetiche rinnovabili, perché da fonte rinnovabile, quindi dal sole, dall'eolico, eccetera, bene, ma altrimenti l'obiettivo è contenere i consumi, e questo può essere fatto anche con la semplice comunità normale, comunità energetica, anche da fonte fossile. Quello che è importante è attraverso la tecnologia utilizzare le risorse necessarie per comprimere i consumi e quindi ridurre la bolletta. Oggi, direttore Soldà, il consorzio CEV ha parlato del suo modello, un modello operativo di risposte concrete per la pubblica amministrazione del territorio nazionale. Sì, oggi è stato un incontro particolarmente interessante, perché al di là di quelle che sono ormai la presentazione di un modello che soprattutto nella provincia di Rovigo, non dimentichiamoci, sede della prima comunità energetica fatta dal consorzio, interessante di confronto, ma anche grazie alla elevata qualità dei relatori ci ha dato anche spunti importanti e anche e soprattutto ci ha fatto apprendere quelle che sono novità soprattutto in materia di PNRR, proprio perché la presenza di un funzionario che ha rapporti con il Ministero ci ha dato delle anticipazioni che mi rassicurano, proprio perché erano delle intuizioni. Quindi comunità energetica, opportunità anche per quanto riguarderà i futuri bandi del PNRR. Un incontro quindi anche con un profilo accademico, grazie alla presenza di un professore dell'Università di Ferrara, e sicuramente un passo in avanti che arricchisce anche il nostro bagaglio, che sicuramente porteremo e diffonderemo ai nostri soci. Siamo in un territorio importante, un'area dove il tema energetico è molto sentito. Era fino a poco tempo fa la presenza della centrale Enel di Polesine Camerini, centrale importantissima per il sistema energetico nazionale, tanto da fornire circa il 17% dell'energia elettrica. Quindi è un territorio provato dal tema appunto energetico, con cui stiamo dialogando da un po' di tempo per far nascere una comunità energetica al servizio dei cittadini, anche perché il territorio si addice bene a quello che è la proposta del CEV. Professore, oggi è una giornata molto importante in cui la ribalta mediatica delle comunità energetiche ha sposato diversi spunti che hanno messo anche in controtendenza magari quelle che sono le idee chiave e che sono state diffuse lungamente, ma che hanno bisogno veramente di una risposta. Certamente, perché ormai tutti noi ci siamo abituati ad una sorta di pensiero unico, pensiero comune, molto poco fondato sul piano scientifico. Siamo una collettività che ha bisogno di energia, che vuole consumare sempre di più, che importa beni a basso costo da paesi che vanno a carbone, però non vediamo il fumo e quindi pensiamo che siano ottimi modelli di consumo. Quindi questa ignoranza o ipocrisia, che dir si voglia, chiaramente dovrà trovare una qualche forma di attenuazione. Mi limito a dire
attenuazione. Quale? Oggi si è parlato di comunità energetiche. La comunità energetica la vedo come un primo passo verso una qualche forma di sensibilizzazione. Poniamoci cioè il problema della domanda, cioè chi consuma energia, non solo chi la produce, ma chi consuma. Se cominciamo a immaginare che l'autoconsumo possa essere premiato, che l'autoconsumo possa essere visto come una via maestra, una strada di insegnamento su civili consumi energetici, bene, allora la comunità energetica ben venga come strumento di incentivazione in modo tale che si sensibilizza la gente, e quando parlo di gente parlo di piccole comunità, di rioni, di quartieri, addirittura di condomini, dove l'un l'altro ci si guarda in faccia e si cerca di pianificare, anche sfruttando le innovazioni tecnologiche che ci sono, sfruttare la possibilità di consumare ciò che si produce. È una sorta di ritorno all'antico con gli strumenti della tecnologia attuale. Questa è un po' la sfida. Subcommissario, le comunità energetiche rappresentano veramente quella risposta anche per le aree sensibili, dove appunto quando si parla anche di aree di sisma come quelle che l'hanno vista protagonista nel 2016, possono trovare delle risposte anche in maniera trasversale, non solo in aree sensibili ma anche in quelle aree sensibili magari non toccate da sismi ma che comunque si trovano in una situazione, potremmo dire, sovrapponibile. Assolutamente, la domanda è ben posta, nel senso che l'obiettivo del legislatore è stato quello di assegnare risorse ulteriori rispetto al PNRR per le zone del sisma, ovviamente doppiamente svantaggiate perché già erano zone interne rispetto alle politiche appunto della SNAI, no? Delle strategie nazionali delle aree interne, oltre che colpite da un evento calamitoso così drammatico. E quindi queste risorse dobbiamo sicuramente pensarle nell'ottica di non soltanto una sostenibilità ambientale ma anche economica, sociale. Ed è qui il punto che poi vede nella ratio della direttiva europea il leitmotiv della strategia di valorizzazione dell'energia che scambiano i cittadini facendo comunità, cioè quello di riuscire a valorizzare l'energia che oggi viene vista come qualcosa di ovvio, di certo, di assolutamente indispensabile ma presente in ogni momento della vita. Invece bisogna valorizzare. La valorizzazione oltre al risparmio passa attraverso uno scambio del vettore energetico. Questo è il concetto che sta alla base. Poi è chiaro che declinarlo nelle forme dell'algoritmo che va a valorizzare l'energia scambiata prodotta da fonti rinnovabili, sicuramente questo è un aspetto articolato, non semplice, su cui stiamo lavorando in Centro Italia, su cui appunto quest'opera di contaminazione positiva rispetto ad altre aree marginali, ma non sotto il profilo sociale ed economico, quanto probabilmente sotto più il profilo delle distanze rispetto alle grandi aree di comunicazione oppure ai grossi centri abitati, può essere un elemento di attrattività, cioè riuscire ad incidere sul costo energetico sociale può essere un elemento di attrattività dei territori, perché va ad incidere appunto sulla possibilità di spesa da parte dei contribuenti, qualsiasi livello, soprattutto quelli più disagiati. Dottor Gerli, oggi si è parlato di smart city, ma soprattutto di comunità energetiche, ma facciamo un passo indietro. Si può usare l'aggettivo smart per le comunità energetiche? Le comunità energetiche devono essere smart perché devono mettere insieme diverse persone, diversi enti per un comune obiettivo, cioè quello di creare energia e non sprecarla. Essere smart oggi vuol dire cercare di migliorare la nostra mission nel mondo, che è quello di diminuire il nostro impatto energetico. Le smart city si potranno anche sviluppare grazie a quello che le comunità energetiche permettono di ottenere, quindi risparmi energetici che si trasformano in risparmi economici. Quindi credo che le comunità energetiche possano essere lo strumento con cui le città possono diventare veramente smart. Ingegnere Paiusco, i dati e soprattutto la transizione, come si attua e cosa significa per Siemens? Che dire dei dati? Verrebbe quasi semplicissimo dire che i dati sono il petrolio, la vera fonte di energia e di informazioni che si possono ricevere. Chi gestisce gli impianti oggi dai dati possono raccogliere tutte le informazioni per gestire al meglio gli impianti, che siano di una singola macchina o che siano di un intero stabilimento o che siano di un bacino di utenti, dal quale poter scegliere come meglio utilizzare l'energia. I big player, come posso ritenere sia Siemens, utilizzano grandissime informazioni, mettono a disposizione
tutte le informazioni dai dati che si ricevono dagli impianti di gestione dell'energia. Si ha la possibilità quindi di poter scegliere come meglio efficientare i consumi energetici. Perché ricordiamoci bene, la sostenibilità è un impegno di tutti noi.